Il PSR arriva anche nel Veneto orientale, qui siamo nel granaio di Villa Correr, lungo il Livenza, a Sastino, un ambiente scelto apposta dalla regione per parlare dell'agricoltura di oggi e domani, all'interno uno dei simboli dell'investimento della Serenissima nell'agricoltura veneta. Ieri erano i mercanti dogali con i loro zecchini, oggi sono i fondi europei, italiani della regione Veneto a credere nella nostra terra e in chi la coltiva. E i nostri imprenditori anche a questo appuntamento non sono mancati, con tante aspettative e anche qualche dubbio. La risposta è molto buona dal punto di vista numerico e dal punto di vista della qualità di chi partecipa. Si tratta di imprenditori agricoli, di loro consulenti, di rappresentanti delle istituzioni locali interessati a ricevere informazione su come utilizzare al meglio le opportunità che il programma offre. Ecco, opportunità però anche tanta burocrazia ci viene detto, perché l'Europa richiede una montagna di carte. La Regione del Veneto cosa fa per aiutare? Allora, la Regione del Veneto assicura una tempestività di risposta una volta che i documenti sono ovviamente a posto, rispetto al quale non ha finora mancato un colpo. Dal punto di vista dell'onerosità burocratica abbiamo assicurato la dematerializzazione e la digitalizzazione di tutte le domande e di tutti i documenti. Abbiamo assicurato una rete capillare di assistenza e di informazione alla presentazione delle domande tramite gli sportelli di Avepa, gli uffici regionali delle direzioni che elaborano il programma e da parte di informazioni che divulghiamo attraverso la rete dei centri di assistenza agricola. Opportunità da cogliere quindi per i nostri imprenditori che possono contare su una partecipazione a fondo perduto del 40% sull'investimento complessivo. 32.000 le domande già finanziate con 450 milioni di euro già liquidati. Un successo per la nostra regione, prima in Italia che guarda l'agricoltura giovane. Non possiamo però dimenticare i giovani, quindi i contributi ai giovani. Noi abbiamo avuto in questi 3 anni 1100 aziende, nuove aziende, abbiamo un 5,6% all'anno di più di giovani che si mettono nelle attività o nuove attività, ma diciamo sempre a seguito della famiglia, quindi seguono le orme del padre, ecco, per dirla con 2 parole franche. Opportunità che si rinnovano costantemente proprio per dare al maggior numero di aziende l'occasione giusta. Un percorso serio ma non impossibile perché garantito dalla Regione del Veneto e che, chi l'ha già compiuto, racconta così. Un finanziamento poco superiore ai 100.000 euro su un progetto che prevedeva una spesa di poco più di 200.000 euro. Abbiamo fatto in modo che la nostra azienda potesse rinnovarsi dal punto di vista generazionale, potesse rinnovare la propria dotazione tecnologica.